Buon pomeriggio a tutti dallo Stadio Comunale di Boara Pisani. Oggi siamo qui per il derby di Rovigo tra Duomo e Rovigo Calcio. Giornata 18 del campionato Under 19 regionali. Andiamo a vedere. Qua è il centro, ti si proprio al centro. Ti assicuro che il tubo. Vediamo un po' le partite in previsione oggi. Abbiamo Bevilacqua la Vittoriosa, Maseracca Varzere, Portoviro Lendinara, Monselice Albignasego, Legnaro Abano, Union River Bovolone e Bagnoli contro Arianese. La classifica ci vede a metà classifica. Albignasego al primo posto con 35 punti, a seguire Lendinara con 34. Poi la classifica è abbastanza corta, va dai 28 punti ai 20 e dalla posizione 3 alla 12, quindi diciamo che, come abbiamo sempre detto durante questo campionato, è un campionato abbastanza equilibrato. I ragazzi stanno per entrare in campo, speriamo di vedere una bella partita. Delle buffate, sai? Michele, come oggi lo fai? No, ma stasera c'è la vedi sentire pieno di Proviamo a dare un microfono ai ragazzi. Ci proviamo. A casa non mangia. Paolo? Dai. Pietro, Marco. Tutti coraggiosi. Vuoi farla tu? Ma non esiste. Niente, non c'è nessuno oggi che mi dà una mano. Peccato, ci ho provato. Papà di pelle forse vuole. Sì? Sì? Perché no? Vuoi fare la telecronaca? No, assolutamente, anzi, hai fatto bene a dirmelo, meglio che metto in silenzio perché... Niente. Aiuto. Siamo sempre io e la Dorina, inarrestabili. Da Matteo? Ecco i ragazzi. Arbitro mi sembra giovane. Vediamo come sarà oggi la formazione, considerate le assenze, perché abbiamo fuori per squalifica Polichetti e Azzini. Vediamo come ha deciso di impostare la squadra il mister oggi. Esatto, Può essere utile sapere di avere vicino, no? hai fatto bene a dirlo. Ciao. Allora, vediamo chi c'è in difesa insieme a Rossi. Piccolo. Abbiamo Rossi e Piccolo e poi a destra abbiamo Gardina e a sinistra Schiesaro. Poi abbiamo Pellegrini, Scaranello e Savioli. Numero 9 è sempre il nostro Zago e dall'altra parte oggi troverà il fratello gemello che gioca con la squadra avversaria. Poi abbiamo il numero 7 Ramazzina e Piras.
adesso sto montando in macchina, io la fermo il semaforo. Dai, su. Ciao. A buona Pisani bisogna venire. Dai Robert, Demo Robert, dai. Bisogna farsi l'altra. Dai che se Dio cazzo ne dici. Dai Demo. Sai lo che sei a farmacia, poi io, dai. È semplicissimo, ciao. Da legno? Col cacchio! Un saluto a chi ci guarda da casa. Immagino anche Angelo. Forza, rimettiti presto. Che stasera mi suggeriscono c'è un impegno importante. Sì, vabbè, ma lui si corre anche lui, però insomma. In attesa del calcio d'inizio, il tempo è nuvoloso, noi speravamo ci fosse il sole, invece si è ingrigito. No, a proposito, Dusa, no, non può essere, non c'è Vinci? Ecco Zago che parte sulla fascia. Bravo Mattia. Si ricostruisce, si butta in mezzo. Dai, 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 dai. Jacopo Andrea, sì, è il mio compagno di merende. Hai visto che hai trovato chi fa? Ciao Jacopo! Ciao Jacopo, ciao! Come stai? Bene, grazie. Voi? Ciao! Andre, che surprise! Hai visto? Ciao Riccardo! Ciao, grazie. Tranquilla, sto tranquilla. Sì. In mezzo al pelo. Ciao Michele. È arrivato il mio co-cronista, che bello! Buongiorno a tutti. Gabri non l'abbiamo mica visto. Perché a giocare non Abbiamo visto Ale Costanzo. Ma in campo? No, no. No, è no. Schesaro. Chi è Schesaro? Sì, perché mi sbaglio. Ciao. Già con i grammi ci ha pensato. Ho fatto un piccolo stiramento. Lorenzo gioca. Sì, c'è Lorenzo. Sa che Simone è in campo. Sì, anche il buon Piras. Fuori. Cos'è? Poi ci dovrebbe essere anche Lorenzo. Sì. È il numero E quello lì vicino alla lunetta mi è pare. vicino a Fila, guarda, sono lì che se la chiacchierano. Si sono di nuovo ritrovati dopo il viaggio in Irlanda. Ma dai. E loro andavano elementari insieme. Ma che bello. Nipote Dai! Io come? Vabbè, dai, non ho mai pensato.
Ma che buona! Bravo! Bravo Pelle! Ma guarda, non ho detto niente. Lo stesso, puoi non dire lo quello puoi che vuoi. dire, non lo puoi dire. Mascara! Lo stesso non lo puoi dire. Qualche porcus spinta. Fallo. Sì, un fallo ci stava. Non c'è Dusan però. O almeno non. Sono tutti ammalati, sono tutti No, qua, guarda. squalificati. Cioè, in panchina ci sarà Matteo Saggiolo, l'altro portiere. Ma sempre, cioè? Eh sì, è in panchina, è che sono 2 settimane che si allena, Jacopo. Credo che giocherà. Ci vuole un po' di tempo, deve recuperare un po' di forza fisica e di fiato soprattutto. No, dico il 6. Anche spari. Se si gira ti danno un tramuso. Se di spalle, secondo me, Jacopo. È che non ha tirato su. Vai Mattia! Bravo! Vai porta! Buon anticipo del Duomo. Dai Scara, dai Scara! Un leggero silenzio da parte nostra. Bravo Matti! Dai Matti! C'è il microfono. Sì, ma c'è la registrazione. Mi sembrano partiti aggressivi quelli del Duomo, quindi con un pochino più di voglia. Dai Rovigo! Ah, 14 anni. Mi pare tanto giù. Braccia! Rimessa. Vai Matteo, è tua, non farti anticipare. Dai, ah! Adesso il portiere da voi c'è ancora quello dell'andata? Io esatto, ti rispondo solo con lo sguardo. Come i siciliani. È lunga. Se io lascio vedere, vedo voi vederli. Sì, in fora, con i piedi in fora. No, io ieri sono uscito, non siete ieri. Oggi ti guarda così. Dai! Dai, basta! Peccato. Bravo il difensore del Duomo a capirla e intercettare. Che numero è? Ehi, caro. Sì. Oh Matte! Dai ragazzi!
Non lo so, ha tirato la squadra avversaria o evidentemente? Vuoi i guanti? Nuoto? O è solo lui in moto? Lui è macchina, manca massa. Alla sua età sai quanto Bravo, prende Brody! io. Vai, continua! Adesso è il suo momento di prendere figlio. Bravo, Rama! Bravo! Dai Matti. Mamma mia, non riusciamo a passare. Apri le braccia, Matteo. Se sono reali. Sì, di là con Lenzi contro la Vittoriosa, Masera contro il Cavazzere e Arianese contro il ragazzi! Aia! Ammonito Gardina. No, per me ci stava. Ha preso la palla ma ha preso anche un pezzo di gamba. Il dottore me l'ha detto sì perché Paolo è fuori perché ha preso 4 munizioni inspiegabili. Io perché ho detto scusa voi Cristiano. E da quella posizione lì sono sempre fettenti. L'ho detto. Sì, mi ricordano di citare che ci sono i due gemelli Zago. Nel Duomo c'è Riccardo con il numero 3 e da noi il 9, Vai, Zago! che è il nostro Mattia. Mamma mia, che rischio, anch'io l'ho vista dentro. Bello, un bel tiro. Me lo ricordo. Il papà di Pelle ci prova a star seduto ma non ce la fa. Ripartiamo sempre dal basso, cerchiamo di costruire qualcosa ma ci viene tolta la palla. Ma questa non l'ho capita. No, stavo guardando dall'altra parte. Bravo Simo, cacciarola. Non ci credo.
Ricordo che noi abbiamo fuori anche Magnarello e Meneghello, non ancora rientrati da un infortunio. Molto bravo, molto bella l'azione del Duomo, davvero da applausi. I difensori si fanno sentire. Mamma mia che rischio. Ballo. Tagliela qua a sinistra. Non ti appoggi sulla fascia, bravo. E si torna indietro. Gira dall'altra parte. Bravo Matteo! Taglia ancora. Ancora, sì. Rovigo cerca di costruire l'azione per passare. Ci sono! Mezzo al centrocampo. Si apre dall'altra parte, se non si passa da una parte, vai dall'altra. E poi è più alto e più veloce. Ah no, Matteo è velocissimo in realtà. Devo allargare un po' di spazio. Dovrebbe essere angolo, è angolo. Bravo Matti! Angolo. Corner. Come dice Crudeli. Angolo. Come mai regista un quanto sì un quanto no? Ecco battuto l'angolo. Sì! L'avevo appena detto, schema Gardina. Ed è andata bene. 1-0 per il Rovigo. Ho fatto un bel terzo. Ah sì. Ne sei venuti due settimane scorse. Sentivo chi è. È stato l'abbiamo già segnato. Può essere. Che c'è? Cioè, dai, te la giochi? Tante che comunque ne hanno perse da qua. Porca, e pareggiate, no? Ah sì. Sai che Vai. Ma dai. Bravo. seconda munizione di Ramazzina, perché una l'ha presa anche la settimana scorsa. È pazzesco! Bravo Rama! Sei sulla palla, hai sentito un rumore! Hai sentito un rumore della palla? Rama, sei più forte, non segami! Sembra proprio come nel video che ci avevi girato quando era piccolo.
E la sera cambio look, cambio vita. Fai a meno di fare il cretino. Lascia tutto la ringhiera lì, Sarà di spazio, volevi dormire io quel taglio. Belle testa, taglio così lo sapevo fare anche io. C'è bisogno che spenda 25 euro. Ma che? No, dalla mia. No, va dove va anche Jacopo, con il centro. Ma tu dici che Prenota sull'app. Sali! Sali! Tu, aspetta. Bene, bene. Oh, Rama, sì! Cancellaio, stai zitto! Ma perché non si? Oh, Rama, buono! Già qua gli animi dei ragazzi si scaldano. Bello. E ancora rimessa rovina. Pronto? Chiama la mattina? Sì, a casa si dorme. anche loro hanno avuto degli esploit. Sì, hanno fatto qualche cosa da Mamma! Bravo! Bello questo! Rischio! Bravi! Sì. Angolo per il Duomo. No, avevamo scuso il cancello quando sono usciti, era lì che guardavo. Ma battilo bene quel calcio. Mamma mia. No, dai. Andiamo qua. Mamma mia, eccolo! No! Mamma mia, bravo Luca! La svirgola! Ehi, Zago! Leggermente. Che veloce. Veloce. Bravi ragazzi. Per fortuna anche loro sbagliano un po' di passaggi come noi. Adesso già che vince. Loro Duomo. Ha detto al nostro mister di stare sereno. Che fallo. Oh, Matti! Mattia! Mi mandi sta foto? Vabbè, ma è possibile che non sia. Cosa succede? Offside. Ah, perché ci facciamo portare via la palla lì, che brutta. Bravo Luca. Mamma mia, bravo. Bravo. Valentino, così. Come fanno? Così. Il cappello. Dica proprio sbagliare.
Non è troppo individualismo. Lo mangi, Savio! Matteo, chiudi. Bravo. Bene. 4 mesi con le scuole di così. Non farlo tirare, È pirata. Mamma! Mamma! Vai Mattia! Vai Fossa, vai Fossa! Perché lo salti. Bravo Matti! Bravo! Bello! Dai, Matte! Rossa! Bellezza. Fischia! Mamma! Questo che avevamo trovato. Sembra lui, Butta in aria, su, che picchi lì ancora. Dai, su, vai giù! Dai! Puoi andare anche a destra, Secondo me no, mamma, c'ha il muso sotto. Secondo me no, però non so. Dai! Dammi, buttala via. Ok. Vai, Zaio! Vai. Dai, chiudi qua! Se lui c'era al momento di taglio, quindi Vai, Zaio! Bene! a posto. Siamo dentro! Sì, Mattia. Bello. Mamma mia, peccato. Bravo Matti! Fuori gioco comunque. Dire Mattia. Siamo mezz'ora più o meno. Dai, che brutta! Sì! Bravissimo. Faccio parte giornate perché Simo c'è sul pezzo. scatenante il suo fatto. Adesso girala di qua. Dai, Gira! Basta di qua adesso, Luca. Bravo. Troppo lenti. Porta avanti, Matteo, porta avanti. Visto quindi dove eravate? Bella. No, sono bravi, sì. Dai, torti! Cioè, sono bravi a chiudere, sono tutti concentrati di qua alla fine. Sono tutti lì. Esatto. Vai. È difficile trovare gli spazi quando sono così chiusi. Bravo. L'idea era brava. Vai Ramaz. Brava. Bravo. Mamma mia. Bello. Dai, era buona l'idea. Vai Fon! State buoni.
Ai urli serve Dai, vola! No! Stai scherzando? Devi correre, devi! Era dietro! Come hai fatto a Devi vederlo? correre! Devi correre! Vuoi fissare la prossima Così ti scaldi, eh? Nella vita al contrario. Vabbè dai, sempre ragione l'arbitro. Bravo! Vai, vai, vai! Bravo! Sì, 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 sì. E se la dà il 7 qua e ringrazia che non ha visto il 7. Però vabbè, comunque se anche fosse lui al bersaglio Angolo per il Duomo. Guarda come si diverte Biagio, La ciabattata un pochino. Vai con la palla! Sì, non guardare mai Sento il regista un po' polemico. Il regista polemico. Abbiamo un regista polemico. bravo Mattia. Bello! Vai, vai, vai! Bellissimo. Mamma mia, Ancora! bello. Mamma mia, volevo sapere che veniva a risultare sotto l'esame. Ah no, Che cosa non conosci? Bravo Matti! Matti, vai! Cattive che siamo. Andrea. Bravo! no, così però. No, così. Dai, dai, dai. Che è scivolato. Cosa c'è? L'ha visto? È sfuggito dal fischietto, quindi... Ma forse non ha. Bisogna segnalarglielo. Siamo una statua. Michele? Papà che ti chiama? Ah, basta! Anche gli ha detto che ti posso Occhio perché è veloce questo. Bravo Matteo, che sto bene. Dai, dai, tornare, passo! Sento odore di bronzo. Più che da bronze. Chiuniamo volentieri. Speriamo di no. Va. Speriamo di no. Già ho bucato la gomma dopo 20 km con la macchina. Ti dico solo questo. Relativo. Sempre scuro Andrea. Sì, è no, non è nera, è un grigio. No, ho capito il Uno di grigio quei grigi che vanno adesso. Che va adesso a Volkswagen. Sì, è Volkswagen. vero? È un grigio grigesco. Grigio grigesco. È tipo la scritta Berlic. Vero? Dove c'è ferramenta sotto? Sì, forse anche leggermente più scuro. Sì, perché volevo dire che se no
Non mi offendo mica. Mica tutto quello che piace a me deve piacere agli altri. Vabbè, Valentino piace la Peugeot tipo verde lime. C'è una Beh, ci sono tutte e due. C'è sia la 2008 che la 208. Quella è un po' grande come macchina. No, un po' più piccola. In mezzo, Brody! Cioè, ma è una che gira proprio tipo verde lime. Quanto manca, Vale? A 3 porte, ma c'era Matteo Piccolo, non ti dico che comodità. Ah, sì. Guarda, non te lo dico neanche. Bravo. Veramente bravo. E l'ha messa anche bene. Bravo Mattia! Allo! Vai Savio, bravo. Bravissimo. Perché la tirano sempre così? Bravo mister papà. Sarebbe molto di più. Del papà? Del suo papà? Un po' di confusione in campo in questo momento. Regia, quanto siamo? 35. Mancano altri 10 minuti più o meno. Fallo! Piede sangazzino. Di Nitz. Eccolo là, Sì. tutto Poi ciuffone. non riconosci mica. Non ricordo Sì? Ma era ricciola anche la Oh! A casa? Perché è quello lì allora? Dai, dietro Andrea, Matte! Digli a Martina di andare a controllare bene i cancelli che non ci siamo. Porca paletta, bravo Pelle. Immagino. Girali qua. Bravo. Sono arrivati in due. Bravo Pelle. Dai, mettila. Angolo. Dai, su! Dai, questa volta schema ramazzina. Più che alto. Oppure piccolone. Schema piccolo. Appena arrivato. Sì. Ecco battuto. Madonna santa. Oh, che fa? Ma tira! Perché non l'ha fermato? Non lo so. Oh! Oh! Era mano, mi sembrava. Tira! Vai Luca! Solo. Dai, vai. Guarda, vai dentro, guarda!
Dai Pelle, mettine una delle due in mezzo. Intanto aspettiamo che fatta questa punizione, poi guardiamo le partite. Dai, che secondo Matteo! Ma c'è sta sulla linea! Peccato, troppo lungo. Dai! Dai che è nostra ancora rimesso per il Rovigo. Lascia lì! Allora, sugli altri campi, Bevilacqua vittoriosa 2-2, Cavarzare vince su Masera 2-1, Portoviro e Lendinara pareggiano. Attenzione! Attenzione! Cavolo. Dicevamo, Portoviro e Lendinara pareggiano, Monselice vince sull'Albignasego 1-0, Legnaro vince sull'Abano 1-0, Rivere e Bovolone pareggiano e Arianese vince sul Bagnoli 1-0. Apri le braccia! Dai, Pelle, lascia stare! Guarda contro Monselice. Ma chi è primo? Sempre se sono Sta veritieri. perdendo in questo momento. Lendinara sta pareggiando, Legnaro vince. Ma l'Union River è dietro di voi. Sì, non ha più vinto la partita. Sono messi un po' male. Sono un po' in crisi. Vai, Sano, non sbaglia! Vai che non sbaglia! Uomo! Fatela di là. Andate un po' anche di là, a destra. Tuo figlio avrebbe fatto la stessa cosa che tu sei un cazzo di potrebbe provare. Come ho visto che Dai. Sì che non fa tanto freddo, ma il fatto Se che non ci sia il becca la sole. porta fa. Sì. Se becca la porta fa. Ha messo la barriera Nel mezzo, io mi metterei proprio fuori dalla porta. tranne che se tirano Vabbè dai, capita. Bravo Pelle, ottimo intercetto. Oh yeah. Stai per terra! Vai! Bravo, molto bravo. Sei lì, Lascia lì! Ma ce l'hanno qualcuno? Lascia Scara! Aspetta, rispetto all'andata. Senti
sentito l'urlo prima del contatto. La paperissima sprint. Registra! Ho sentito l'urlo prima del contatto. A calare si fa sempre. Calare si fa sempre a tempo. Bravo Matteo! Gianni! Bravo, bravo! Quello sto bandato tuo figlio. Sì? Vedi che c'è dell'ego, cioè. Che mamma cattiva. No, ma è sempre bellissimo. Questo è fallo. Ma quanto manca? Sarà finito, Vale è finito. Sì, siamo al Di 45esimo. questa azione. Ma lo fa battere lui. Ma cosa misuri la barriera a quella distanza? Attenzione perché questo qua col fisico che ha magari fa un tiro Dio, per carità. o alla Oliver Hutton. C'ho due spalle. Più a destra, più a tua destra! Le gambe, se si fa male. Bravo, bravo, bravo! Anche te Paolo. L'ha battuto bene. Te l'ho detto. Madonna che l'ha presa male. Per fortuna, occasione mancata, ma sarà Lorenzo rimessa che dal fondo. Jacopo, è Lorenzo che ha tirato. No, così non è un granché. Così non è un granché. Dai, vai Zago! Non è Zago, è Savioli. È Savioli. Non si può sbagliare la posizione dei piedi. Vai via, Matteo! Uomo a terra, direttore. Lorenzo a terra. Bravo Matteo, fai vedere. Prima stavo per dire ma non viene Michela poi su Ah, pure lei con me. Lorenzo non giocava in punta. Lorenzo non giocava in punta fino all'anno scorso. Porta. In punta. E sapevo che giocava in punta. Ancora. Si ripete fuori dall'area Zago contro Zago. Ecco Piras che Due passi! No, sta lì! È a 3 metri. Avanti, vai avanti! ah signore, bravi ragazzi, mamma mia che se la prende bene con noi. Finito il primo tempo, 1-0 per il Rovigo, ci rivediamo fra 10 minuti. Se riesco a bere qualcosa di caldo volentieri.
Eccoci, siamo tornati dall'intervallo. La partita dovrebbe riprendere a breve. Il nostro mister sta per fare una sostituzione. Paolo, che è entrato? Baldo. È entrato Baldo. È uscito Scaranello. Wow, i suggeritori. No, no. Ecco ripresa. Partita sempre 1-0 per il Rovigo. Ah. Chi è che si sta scaldando? Matteo. Dall'incedere sì, dall'incedere l'ho lo riconosco. riconosciuto Lo riconosco Camminato tuo dall'incedere. figlio. Ma anche entrato Alessandro? Sì, è anche su Scaranello. Faccio giocare così tanto. Non so cosa dire, Jacopo. E ora che finisce il riscaldamento siamo a metà del secondo tempo. Beh, ragazzi. Perché deve passare? Come Savio. Oh, che sfiga. Baldo giovane. Bravo. Vai Paolo. Che su. Adesso segna Pino. Attacca Gischetto! Sì! Perché c'è mancato? Tira l'acqua, Pelé! Oh Camilla! Può capitare che la prende male. Shevchenko fece un gol incredibile prendendo la maschera. Se prima avevo la pipì, adesso ho avuto questa. Sì, non credo che ce la farà ad arrivare alla fine. Bravo Dio! Mi ha ammazzato il figlio, Fate male. Ciao direttore! Gliela prendi! Savio! Bravo! Bravo Savioli. Aradi che si tum tum. Sì. Mi ha fatto la seggiolina. Bravo Pelle. Sbaglio. Dai.
L'idea era giusta. Sì, sai è tuo. Oddio, questa è spinta aperta. Sabato scorso ce ne sono state le spintarelle. Sabato scorso le spintarelle. Sto gira rischiato. Fatto sgambettino. Bravo Simo! Stai giù, 11! Pepiras! Bisogna di sfogarsi incredibile. Adesso conta i passi. E 1, Bravo Simo! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e... Piras! Non lo distraete. mi si sconcentra. Vieni Simo! Vieni Simo! Uila, uila! Un po' di pimpinella. Bravo, guarda! Su! Mi ha ancora toccato palla nel fondale. Bello! Simone! Che altro ha detto di scaldarsi anche noi? Forse un po' tutti va là che sennò si facciano tirare. Stico Simo. Rimesso. Bravo. 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 È nostro! Bravo, dire! Bravo, bravo. Quando è giusto Paolo, dille. Giusto, giusto. Salta! Fallo! Le mani, le hai appena detto! Bravo Savio! No, no. Questo 9 qui è proprio forte. Sì. Occhio che corre. Un bel... Mamma mia, che palo! Che rischio. Veramente bravo. Il numero 9. Non gli devono lasciare spazio. No. E lui la porta appena la vede. Mocce brava. Bravo. O dello Hammer. No, no, no! È piccolo. Corre, corre. Che è veloce. Buff. Sì, ma c'ha un buon piede, guardalo. Sì. Sì. No! Ecco. Ammonizione anche per il nostro centrale Luca Rossi. Mannaggia. È
bravo, è bravo. Ha proprio il fisico, posso dire, da calciatore. Una punizione insidiosa. Sì, beh, anche il 9 mi pare. Uff. Dai, dai. Gli ha tirato la maglia. Sì, sì. Vale arrabbiato per quello che è successo prima. Attenzione che se il regista mi si agita, se mi si agita il regista. Dai, dai. Giusto il tiro e poi arriva il surprise. Oh mamma! Ho sbagliato. È angolo e avanti, da un po' che siamo fermi nella nostra metà campo, sì. Poi la copertina ce l'ho, non credo. Oh, fallo! Meno male. È vero. Ce l'aveva a questa altezza qua. Inizia il primo cambio nell'uomo. Vedo un movimento nelle panchine. Esce il 10, entra il Ci toglie. 13. Mi auguro per lui che il 13 sia del 10. È più alto forse, però Forse per i calci di punizione. può essere. Dai ragazzi, usciamo dalla nostra metacampo, Iafamo. Bello. Dai Simo! Ragazzi, dai Rovigo! Mamma, che rischio per il Duomo. Sì, è riuscito a recuperare la svista. Porca miseria. Quella sbucciata. 7, sì. No, troppo Occhio, occhio che arriva il 7 ragazzi! Cazzo che veloce. Bravo Zamma, Zamme. Bravo. Preoccupare, perché così fallo Perché? Ragazzi, da 6 ore questo secondo tempo e questo passa. Ragazzo dell'uomo a terra, forse per un colpo. Secondo me è un po' troppo esagerato. hai esagerato, sì. No, ma dico la punizione bastava una giornata.
Sì, ma non è stato un fallo di reazione che poi ha provocato un danno. Cioè, dietro. Lui neanche l'ha fatto vedere, voglio fargli vedere il buco prima. E gli ha fatto, cioè, ha risposto, gli ha fatto un calcetto, no? Che era tutto per terra e vai espulso, praticamente. Ci sta, ha fatto un fallo di reazione, non gli ha fatto male. Bravo. È tornato. Non so se magari hanno degli standard per chi fa il fallo di reazione. Anche perché non hanno mai passato la metà campo. No, esatto. Continuiamo a restare di qua Bravo. e non riusciamo a passare la metà campo. Bravo Matti! Siamo un po' fermi in questo secondo tempo. Un po'. E quel 9 lì ci sta imbambolando come... Bellissimo. È mia! Vai Fabio! Simo, bella. Sì! Bravo Brody! Bellissima occasione per il Rovigo, peccato. Simone, sì, bravo! Peccato, ha fatto una bella cosa. Vai, vai, vai! Sì, la prendi! Bene, bene, no. Metti bene, metti bene. Vai, vado! Via, via, via. Un po' di gattino, guarda. Bravo, bravo. Mica tanto bravo. Sì che ci sono i pacchetti. Occhio, occhio. Dov'è Matteo? Bravo Matti! Bravo Matti! Mattia, c'è da lattare. E ora, oh signore. Ecco. Ecco, La ola adesso. entra Champ Adesso fa gol di testa. al posto di Garda. Adesso fa gol di testa. Dopo un infortunio alla gamba. Forza Matte. Comunque bravo Garda che ci ha segnato il gollonzo. Sì, una corsa, guarda. Che la riconosci subito. Dai, c'è! L'incedere sempre è riconoscibilissimo. Si chiama Matteo Campione, il 14, da San Bellino. No. Abbiamo dei parenti a San Bellino. Perché a San Bellino c'è un Matteo Campione. Ma dai, solimi proprio. Pensa a te. Benissimo, perfetto. Fai una delle tue falcate.
quella volta a Porto Tolle. Madonna, ti ricordi No, che Porto bello? Tolle. Porto Viro. No, eravamo proprio... È il giorno che siamo andati a poi a mangiare Porto fuori. Tolle. Porto Tolle che poi siamo andati a Che mangiare. no, ha fatto anche doppietta. gol. Ha fatto gol nella partita dalla nostra area. Sì, è vero. Doppietta che poi siamo andati a mangiare lì che non c'era la prenotazione. La promozione, però alla fine c'è stato il tavolo. Vincenzo, che ridere. Giorno 8 per 15 le aveva capito il 15 Da lì per si è rotto 8. tutto. Che hai detto? Signore. Bravo! Vai, Champ! Bravo Matte. Vai Simo! Mamma mia. Bravo, bravo. Ah, guarda dove chiesto. Sei tu a questo. Vai Matte. Si è tagliato i capelli? Sì. Con la scodella. Bello. Bella rama. Dai, almeno abbiamo superato la metà campo. Si gira se lo chiami. Concentrato. Sono io. Bravo Dine! Meritato! Bella la ramazzina che è lì in mezzo. Pare di sì. Ma chi? Che è anche Sei capitano. Diverse ammunizioni in questa partita. Sì. Anche se non è stata particolarmente cattiva. No, no, assolutamente. Gioco maschio. Gioco maschio. Che Matte. Eccolo. Ah, dai, Matte. Questa? Ah, Questa? svirgula. Cos'è? Che Fuori succede? gioco di rientro. Fuori gioco di Vai in gioco Simo! Fuori gioco di rientro. Bravo Simo! Quando alza! Non si! Anticipa la palla. Adesso voglio. Sì, Savio! Bravo. Passaggio verso l'esterno! Bravo Savio. Lascia Giacomo! Fuori. Oh, è indietro, eh! È indietro! È indietro! Dietro, madonna! È indietro! Che cacchio era là? Ciao, Champ! Sei uscita là! Oh, devi ascoltarlo, guardaline! È là. Posta bene. Dai, scambia subito, non te lo dico. Dai che è passato. No. Facci sotto. Bravo! Bravissimi. Che scontro fra di noi! Diavolo cane! Guardate ragazzi, non ha fischiato. Oh, Giacomo, ammazzalo! No! Che Champ che è uno che ascolta. Si sono scontrati, mamma mia che stecca! Giallo a chi? Perché? Il nostro mister, ecco, mannaggia! Adesso lo butta fuori. Ecco, mannaggia! Beh, guardiamo le altre partite. Adesso va avanti come un treno. Adesso prende la panchina sradica Bevi l'acqua vince sulla Vittoriosa, Cavarzare vince sul Maserà,
Portoviero e Lendinara pareggiano. Monselice vince sempre su Albignasego, Legnaro vince sull'Abano, Union River pareggia e Bagnoli pareggia contro l'Arianese. Adesso quanto siete? Sesti. E l'Unione River è più dietro. Vedi che tu che dicevi primo e primo, e io ti dicevo no, non sì, ma io ti dicevo stai tranquillo che tanto non dura. Ma chi c'è primo? Albignasego. E l'Union Bisce? A pari punti con l'Endinara adesso, perché l'Albignasego sta perdendo e l'Endinara sta pareggiando. Poi c'è Legnaro 28, 29, Abano 28 con Monselice e noi a 26. E poi Maserà 25. È abbastanza tutti corta lì, la classifica, sai. Basta vincere 2 partite. Sì. Questa però Casino là. non stanno mica giocando male. Non si No. capisce niente. Altro cambio per il Duomo, esce il 5 e entra il 19. Che minuto siamo, Vale? Gargiulo. Ma non è È Gabri. Gabri. È Gabri? No. Ma no, non è Gabriele. Ma non è Gabri! Ma cosa non è vedi, Gabri. Biagio? Per me tu vedi anche Angelo in campo. Sai l'idea che si sta scavando anche lui? No, grande Lede. Io sono contenta se... Beh, non penso, Dio, con tutti i cambi che ha. Anche... Eh sì, però recupererà, boh, 10 minuti. Le 4 più o meno. Sarà mezz'ora? Vale? Che minuto? 81esimo. No, 81? 71. Io credo che la prossima partita avremo a vedere. La prendi. A farlo. Te pareva? È il primo fallo! Ammoniamoli tutti! Protagonista! Pagliasso te lo dici a tuo fratello. Boni, state buoni, state buoni. E se no vengo latte gonfio. Mi alzo e con i nervi che c'ho questi giorni te faccio male. Buoni, state buoni, e dopo ci beviamo uno spritz. No, Matteo non può far saltare. Calma. Direi che è un brutto secondo tempo. Sì, proprio pessimo. Mamma mia. Sì. Poche idee anche confuse. Oh, ma che cazzo stai facendo? Sei buffone! Protagonista! Che cazzo fai? Svegliati! Ma dai, la partita l'hai persa di mano! Ma che una staffa, Savioli! Io questa munizione non l'ho capita. Porta fuori lo sgambetto! Non dai in mano il cartellino! Poverino, mi dispiace. Oh! Ma... Oh, Brody! Oh ragazzi, il 9, belli! Cioè, Il 9 è lì per i cavoli suoi. Se gliela passava al 9, Mamma. è ringraziate che abbiamo visto che c'era il 9 libero. Bravo! Bravo! Via! Bravo! Vai Cello! Grande Cello!
Vai, Cervo! Bravo! Bravo! Via! Callo! Callo! Ma che callo! Ma quanti cartellini siamo? 10, 15? Una valanga di ammonizioni. La soprannominiamo la partita dei cartellini gialli. Ma lui con quella divisa lì si sente proprio un giallo. Ah, vabbè. Adesso chi ha munito che non ho visto? Il 9. Loro. Sì. Non chiedermi, non ho visto perché c'avevo proprio il palo. Era il 9 che ha munito. Sì, sì, il 9, il 9. Occhio. Bravo. Vai Palta! Bravo! Occhio che è veloce! Occhio, che rischio, che rischio! Se ne fosse accorto prima. Che rischio. Ma non le puoi stoppare, Uomo! Ah! Bravo, bravo! Ehi! Bravo, Carlo! Bravo ancora! Fuori! Qui stiamo perdendo un po' la lucidità. Leggermente si è persa la lucidità in questo momento. Eh sì, diciamo che anche il direttore è un po' in confusione probabilmente. Dai, Dai Champs! Vai Champs! Vai, Champs. Bravo. Dagliela dietro. Bello! Ma tira! Vabbè, angolo, angolo! È nostra, angolo! Adesso fa terzo tempo, Champs. Dai, State dai, buoni, dai. state buoni. Colpo di testa! Adesso fa gol Champs. Zoom regista che adesso fa gol. Brodi, la botta da fuori! Dove la tirare? Troppo alta. Non importa. Aia, non tirare. Eccolo lì! Beh, questo è chiaro. È cristallino. Beh, questo ci stava tutto. Questo era netto. Bravo è stato. È che poi si nervosiscono anche loro in campo. È tutto Sono tutti più tranquilli. sì. Bello, bravo. Mamma. Ho visto. No, ma perché? Mamma che frio al viso. Vai Mattia! Finito il campo. Lo scontro fra i due brother. Adesso si stanno nervosendo. Ma sì. Siamo al 94esimo. Saremo al 75esimo. È uscito Lorenzo e Jacopo. È uscito il 4, è entrato. Lorenzo Galetta. L'unico che conosco. Ed è entrato? No. Io conosco quello che è uscito, non quello che è entrato. Ci ho provato. Bravo Savio! Bella pelle sì per Mattia. No!
Mamma mia, che brutta. Bravo Giamma, Madonna santa, questa era brutta. L'ha presa a filo. Appunto. Con calma. Bravo Giamme! Si va il centro! No, c'è, fermo! Piano! Calma! 33, calma! È lunga. Dai! Fate sto secondo gol! Bravo! Quasi! Fuori gioco, giusto. Minuto 79esimo. È lunga. 10 minuti almeno. 10 minuti più Tra recupero. le ammunizioni. E i cambi che ha fatto. Cacciaci il gol di potenza. Matte, piano! Bisogna dar merito. Ora che arrivi a Pontecchio ti schiacciano con martellini. Ma abbiamo finito. Ascolta, se hai tanto da dire, mi porti stanotte dopo mi viene a riprendere? Stanotte mi sembra un'affermazione abbastanza... Stasera tardi. Ah, ok, questa già suona meglio. Dopo le 10 di sera è considerato notte. Grande Alede, entra Entra le idee. Fa subire, dai Ale. Porca! Fuori. Tiro fuori. Sostituzione. Entra Ale degli Esposti e esce il Ha tolto 7. per un 6 sau. Entra un molto più forte. Oh, Non si sa mai. Ale, lo sai che c'è il tiro? Se c'ha la giornata giusta. Grande Poche volte Alede. Ale ha fatto gol, Cioè, ricordiamoci che quando giocavo con l'Union River, per i minuti giocati ha sempre Ho segnato segnato. più gol io comunque di Alede, mi sa. Ecco Ale. Eccolo. Bravo Matteo! Un po' cilindra il... Ancora Matteo, ancora! Bravo! Angolo. Angolo. Porca paletta. Uffa. Oh Rossi, marca! E quindi è passato in testa. Perché l'Albinasi Strano di sta posizionarsi sui calci. perdendo. Sì, è vero. Bravo Matteo, bravo! Devi controllarla però. Un 0-0, sì. Bravo ancora! Che se lo tocca. Rigore, cazzo. Ha rischiato. Mamma mia! Sempre stai lì davanti. La doppia! Guarda la palla. Giamme è tuo, bravo. Si è girato all'indietro. Si è girato all'indietro. Se si trova in porta che dentro. Ma non c'è tipo un preparatore di portiere o qualcuno che gli insegna un attimo la base? Magari ci sono. Capito, ma non l'ha mica detto niente. le basi, scusa. Lo so. Ah, furbo Matteo, un po' di scena. Guarda lì, tranquillo, cammina tranquillo, non ha mica niente. Si vede un po'. Dai Giamme. Ma chi? Cos'è quella roba lì? Bello. Allargati, ma che bravo. Dai! Sei
Ecco, dimmi che gli dà un altro giallo così No, li ha finiti. Non ne ha più, l'ha consumato. Quindi Ha consumato i cartellini. Allora, lui vorrebbe andare a Ferrara. Bravo Matte! Bravo Matte! Siamo lì attaccati alla Europa Pala. C'entra autobus. Sì, sì, sì. No, veramente. Vuoi un po' di copertina? Te la do volentieri. Ne ho un'altra. No. Sono 10 minuti. 10 minuti più recupero. Gliela prendo lo scopo, la prendeva. Dagliela! Bravo! Vai, chi sta? Dai, c'è qualcun altro! Doppio lo vedi? Matteo, non faccio saltare. Occhio c'è! Segui. Fortuna che non c'era nessuno. Adesso se c'era qualcuno. Era spallata quella, ma sai il regolamento? Ma cosa vendi le patate invece di fare l'arbitro? Rossi, marca! E si era seduto lì. Dai, Leo! Avevo fatto un altro cambio. L'importante è vincere. Il tempo è stato proprio brutto. Oh, Mamma mia, che se passa. bravo! Vai Mattia! Guarda con suo fratello. Cioè, fantastico, fantastico! Una lotta fratricida. Che scemi. Basta coglioni! No, Paolo. Silenzio un po'. Bravo Paolo. Tranquilla mamma. Non ti preoccupare. Punizione. No, esatto. Le offese mai, mai, mai. Non vanno mai bene. Mamma mia, ho visto un brutto gesto su Savioli. Vai su! Sbaglio. Uff. Dai, dai, dai! Fallo. Vai giù, vai giù, vai giù! Benissimo, ottimo, ottimo. Sì, sì, ci sta. L'ha visto. Andiamo un mancino. Ecco Pelle. Dai, pelle! No, piccolo. No, piccolo, c'è. Piccolo, sì. c'è. Là, è 6, no? Là. Sto andando a bere. Tirare da lui. Mancino. Infatti non è mancino, Matteo. sì. Mi ricordo Ma male. può tirare anche lui di destra. Sì, vabbè, se il portiere si mette come... A pare che da lì 3 in barriera è scandaloso. Però. Vai Pelle! Poi guarda dove si mette. Non l'ha neanche Punizione non Guarda dove si mette. è in una. Bello! Wow! Bello, bello, bello. La tirata. Sì. Era l'Eurogol di oggi. Bello. Peccato. Incrocio proprio di pali. hanno pareggiato i pali. Bravo. Tu a Savio, bravo. Vabbè, adesso... Vai, Roberta! Vabbè, ma
Ma dove vai? Ma perché va ogni volta? Ancora. No, vedi il testone gente. Bravo. In tutti i sensi. Presso. Bravissimo. Bravo, Cem. Nostra. Vale time 88. Dai Savio! Vai Matteo, sparala via. Bravo. Tienila lì. Bravo. Lascia andare. Visto oggi l'uscita? È scesa come un proiettile. Comunque brava anche la prigione. Madonna, sì. E domani c'è Super G. Quindi domani si Guarda, io capovolgono. domani, stasera mi metto in pigiama. Ma chi che era quella che... Ma chi è quella che è caduta? Com'è che si chiama? Goggia? Com'è che si chiama? Quella che è caduta? Vinto. No, la cosa Oggi ha dei vinto. maschi, negli uomini, nella discesa maschile, uno è caduto e... Ho visto che c'era anche una in quella non femminile. l'ho vista allora. Ma però era un po'... cioè non è, era qualche settimana fa, quindi non so. Ci mandiamo alle idee a sciare. Forte Ale. Ma c'è la casa mi sa? A Cortina. Mamma mia. Cos'è? Ecco, no, porca loca. Punizione alla fine? Ha segnato un fallo? Sì, ha segnato un fallo. Dai ragazzi, resistiamo! Rimessa per il Rovigo. Cosa c'è? Ecco, ammonito. Ha tirato una bestemmia. Ha tirato una bestemmia. L'ha tirata secca. Non ho visto, adesso è 92, però non ho visto la segnale. Siamo già oltre. Quindi siamo già al 92esimo e ma non si sa quanto recupero. Così, a caso. O comunque non abbiamo visto segnalazioni. Ma forse ce le siamo perse, eh. Arbitro, ti sei fermato l'orologio, caro? Arbitro! 47! Bravi! Bravissimo. Dai Mattia! Vai Mattia! Stai lì. Piscina. Doppio carpiato. Triplo avvitamento. Ci vogliono anche queste malizie. Dai. Dove vale lei non si sa. Vivoli, fermo. Vivoli senior.
Non pensi di chiamarti Vivoli solo tu? Non lo so. E Champ! C'era quasi sempre. Se aveva il ciuffo lo prendeva. Se aveva il ciuffo. Senza ciuffo Se il ciuffo era la testa c'ha di qualche porco. centimetro di meno. Bravo Savio! Le mani! Bravo! È finita! Director! Fischia! Ancora 5 minuti! Un minuto manca! Sul cazzo. Mi pare di aver capito sul cazzo. Benissimo, benissimo. Torna, porta! Torna! Furbo quel ragazzino. Guadagna sempre 7 euro. Vai che fai il fallo, vai che fai il fallo. Fallo, mani! Fai fallo, vai che ti fa fallo, vai. Bravo Matte! Sfondamento, sfondamento. Vai il passaggio. Bravo. Vai, vai! Palla carambolata. È finita! Sì, ce l'abbiamo fatta con molta fatica e sofferenza, ma siamo riusciti a portarla a casa con il gol di testa di Gardina, quindi bravi ragazzi. Ci vediamo sabato prossimo sul campo del Rovigo contro il Legnaro. Buona domenica. Ecco i ragazzi.